Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E in provincia di Cosenza è stata istituita l'unità di crisi guidata dal prefetto Tomao, pronto il piano proprio per l'emergenza incendio. Vediamo. Istituita in prefettura a Cosenza l'unità di crisi per fronteggiare l'emergenza incendi, forze dell'ordine, sindaci, protezione civile al lavoro, predisposto il piano, pronto il numero verde a cui i cittadini possono segnalare le situazioni gravi, è l'800 49 64 96. L'unità di crisi ha il compito innanzitutto di monitorare la situazione su tutto il territorio provinciale, con l'ausilio di tutte le forze impegnate, tutte le istituzioni impegnate, vale a dire dai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, sono presenti anche la protezione civile regionale, il Calabria Verde, insomma tutte quelle istituzioni che possono dare un contributo per conoscere la situazione in tempo reale sul territorio. Sono presenti anche i sindaci dei paesi, delle città che maggiormente presentano problemi di incendi. È presente anche il presidente dell'ente parco del Pollino per quanto riguarda il fronte di incendio che si è sviluppato in quella zona. Quali sono i fronti più caldi e quindi quelli che destano preoccupazione? I fronti più caldi sono sicuramente quelli della zona del Pollino. Noi abbiamo la zona da Papasidro in particolare, ma ce ne sono anche altre di situazioni come a Rovito, Pianette di Rovito, ed altre ancora, situazioni che vanno evolvendosi, in qualche caso anche in senso peggiorativo, nel senso che gli incendi si sviluppano e anche in luoghi in cui in questo momento per esempio non ci sono. C'è già un piano per fronteggiare l'emergenza? Il piano per fronteggiare l'emergenza c'è, molto dipende poi dall'azione di coordinamento e dalla sinergia che sul campo vengono messe in atto.